Salve, mi scusi, lei è del Sì. posto? Sì. Posso chiederle perché si chiama Ficarolo questo paese? Vabbè, il nome di Ficarolo in realtà ha origini molto antiche. Dipende dalla crasi tra il nome della pianta di fico con la passione fervente dei ficarolesi per tutto il Scusi mondo. lei, Sì. ma non doveva fare il video del po'? Sì, adesso stavo appunto Via! Va bene, vado, mi cambio le scarpe e vado. Ragazzi, ve lo racconto io Ficarolo. Seguitemi. Ciao, sono Silvia Pellegrini, presidente della Proloco di Ficarolo, un comune veneto in provincia di Rovigo. Il nostro territorio è ricco di storia, di cultura e un grande patrimonio ambientale. Ficarolo si trova al confine di 3 regioni, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Alle mie spalle vedete la chiesa arcipretale di Sant'Antonino Mare. Affiancata dall'alto campanile pendente, entrambi costruiti nel Settecento. Il campanile pendente è un po' il monumento simbolo del nostro comune, oltre ad essere un riferimento geografico e turistico di Ficarolo. Ora vi porto a vedere un bellissimo edificio di Ficarolo. Seguitemi! E questo, ragazzi, è il bellissimo parco di Villa Giglioli. Un bellissimo edificio costruito nel 500 circa, seguendo le linee guida dell'architettura militare estese. Questo è dovuto al passato di Villa Giglioli sotto il controllo di Ferrara. Il parco della villa, in stile romantico, presenta tantissime varietà di alberi autoctoni e non. Eccoci arrivati sull'argine del Po. Il grande fiume ha dato vita a tutti i comuni lungo il suo corso, compreso Ficarolo. Il tratto ficarolese è stato inserito nella riserva dell'UNESCO MAB Po Grande 2019. Il Po è una via sempre più apprezzata dal turismo lento, dai pellegrini e da chi vuol vivere una natura incontaminata. Questo è Ficarolo, vieni a scoprirlo con le nostre guide. A presto! Ma alla fine abbiamo capito perché si chiama Ficarolo?